3 anni per questa terza corsa sul miglio. Brenda Cup, Brufenoil, Bella Donna Dark, Braindax, Balossa di Bienvenida in prima fila, Bandito Adri, Buffalo Wise S, Bella Bale, Brivido del Pino e Batman Matley e Baila Coi Lady in seconda fila. A favore in chiusura per Brufenoil, numero 2 Marco Stefani. Macchina che accelera, partiti in questo momento con il tentativo subito di Bella Donna Dark di assumere il comando. Lo fa in poche battute davanti a Brufenoil, due che avevano sgambato bene sia Bella Donna Dark che Brufenoil. All'esterno c'è già Bella Bile, che però rimane lì senza andare a premere. 15,5 i primi 200 di gara. Numero 6 Bienvenida, squalificato. Bienvenida, la debuttante di Battista Congiu, interpretata da Roberto Vecchione. E se ne vanno così 400 metri iniziali in 31,2. Tanto qualche altra incertezza a centrogruppo. E davanti rimane Bella Donna Dark nei confronti di Brufenoil. E i 600 vengono così completati nell'ordine del 47,3, sensibile rallentamento in curva con un 16,1 di parziale, mentre all'esterno rimane Bella Bale. Ora avanza al largo anche il numero 12 Baila Coi Lady, in terza ruota addirittura per Brivido del Pino. 1,28 il passaggio agli 800 e ora Baila Coi Lady anticipa Brivido del Pino. Numero 12 Baila Coi Lady, squalificato. Così rimane in vantaggio Bella Donna Dark. Si impegna al suo esterno Bella Bale, mentre lungo la corda c'è Brufenoil, poi al largo ancora Brivido del Pino, ma allunga a questo punto Bella Donna Dark, che prende una lunghezza di margine a chi è secondo, cioè Brufenoil. All'esterno Brivido del Pino un po' in difficoltà sulla piegata. Completamento della curva dopo un parziale in 15,2. Bella Donna Dark in vantaggio, Brufenoil che prova a spostare, retta d'arrivo con Bella Donna Dark che si presenta in vantaggio, Brufenoil che sposta all'esterno. 100 alla conclusione. Bella Donna Dark ora deve vedersela però con lo scatto di Brenda Cup che sbaglia, e così è Bella Donna che vince nei confronti di Brufenoil. Al terzo Brivido del Pino. L'errore di Brenda Cup quando poteva essere insidiosa anche per la vittoria. 1,18,2 ragguaglio conclusivo. L'avevamo detto, Bella Donna Dark aveva sgambato molto bene nelle ultime false, è andata al comando e ha tenuto botta, anche se Brenda Cup, vedete, ha cercato di insidiarla nelle ultime battute, sbagliando ai 50 conclusivi, mentre il secondo posto se lo assicura Brufenoil davanti a Brivido del Pino che corre molto bene con un giro quasi in terza ruota. Più indietro al quarto Buffalo Wise AS. Il successo quindi per Manuele Matteini in salchi e al training. La quota al totalizzatore 6,99.